Mister Mario Lovo, io proprio di calcio a 5 non capisco niente, però capisco che una squadra che gioca con 7 elementi contro 10 parta da un piano più difficile dell'avversaria. È un periodo nero, però dobbiamo andare in campo ogni domenica e cercare di fare il nostro meglio. Vedo le ragazze danno tutto, non posso redarguirle, non posso dire niente perché stanno dando tutto. Non è solo la partita, anche gli allenamenti, essendo che abbiamo diverse infortunate, non riusciamo neanche ad allenarci come vogliamo per preparare la partita. E com'è la situazione infortunate? Quando prevedi che possano rientrare? Non c'ho la bacchetta magica. Speriamo almeno di recuperare una o due questa settimana, anche perché adesso andiamo ad incontrare squadre che sulla carta potrebbero essere abbordabili, quindi dobbiamo per forza adesso cominciare a fare punti. Speriamo di recuperare qualcuna in settimana. Pensavi prima di arrivare a Grisignano di dover soffrire così tanto? Perché qui a Grisignano, ti dico la verità, 5 anni abbiamo sempre sofferto per raggiungere i traguardi, però li abbiamo sempre raggiunti. No, ma no. È il periodo, sono venuto a Grisignano con grande entusiasmo, dobbiamo lottare per fare punti, si perde, ma cercheremo di fare il possibile per vincere le partite, ma non c'entra niente Grisignano come squadra che va per salvarsi, anzi. Marta Bernardelle è una delle nostre giovani del Real Grisignano, una nota lieta su un momento difficile di questo Real Grisignano. Sì, assolutamente, rispetto all'anno scorso mi sento più tranquilla in campo, riesco a fare più cose e comunque la squadra dietro c'è e non fanno mai mancare comunque il loro supporto, essendo comunque la più piccola e giocando soprattutto, visti anche gli infortuni che ci sono, non è facile. Ecco. Anche mister Mario Lovo ti sta dando molta fiducia, ti sta facendo fare minutaggi importanti. Abbiamo visto domenica scorsa a Montesilvano, anche oggi con il Cagliari. Minutaggi importanti per te, Marta. Assolutamente sì, e sono queste le occasioni da sfruttare per fare gambe, come si suol dire, e niente, speriamo continui così. Due ghiottissime occasioni, una a Montesilvano, una oggi. Spiegaci quella che ti interessa di più di spiegare. Beh, direi Montesilvano, vabbè, ma A chi sei sfuggita? vabbè, ad Amparo, forse solo fortuna, però sarebbe stato meglio metterle dentro, però comunque ci stiamo lavorando. Vuoi farti un regalo per il tuo prossimo compleanno? Ricordiamo che Marta Bernardelle è ancora 17enne, tra pochi giorni diventi maggiorenne. Sì, beh, credo che questo già sia un buon regalo e speriamo di buttarla dentro e magari fare il primo gol. Sicuramente è un momento difficile, però solo lavorando possiamo venirci fuori. E non possiamo fare altro. Sì, sicuramente recuperando gli infortunate e basta. Cioè, crederci a ogni partita e andando avanti, lottando sempre e poi qualche punto arriverà. E sicuramente non è facile giocare lucide e con pochi cambi. Abbiamo cercato di dare il massimo, abbiamo fatto il possibile, poi bravi avversari alla fine a sfruttare le occasioni che hanno avuto. Sicuramente si mette in salita perché continuiamo a non fare punti, però secondo me arriverà anche il nostro momento.